And yo, Poli, sei più in ritardo di questa percussione. Bella Fio, io sono Poli. Bella, io sono JJ. Io sono Ramon. Lele. E noi formiamo la Chef Tori. Ricordati il mio nome, dischi tutti uguali, questo sound ormai è morto. Vestiti Siamo compari di una vita, perché abbiamo frequentato le stesse scuole, ci siamo conosciuti nello stesso contesto di questo piccolo paesino. Fratelli da sempre. Sì, esatto. per me, non mi servono le sciccherie per fare rap. Sono diverso da Eravamo in taverna da Poli e stavamo facendo freestyle. E ognuno aveva fatto tipo una parte così, sempre giocando. E è saltato fuori una specie di ritornello, 2 barre così. Una specie di E allora ci siamo gasati e cazzo, una roba tira l'altra e ci serviva un posto per registrare. E abbiamo cercato di registrare qua, solo che eravamo totalmente incompetenti e non avevamo nessuno Senza che ci mezzi. seguisse. Esatto. E quindi entra in gioco lei, e siamo andati fino a Valdobbiadene nel suo studio e abbiamo provato a fare qualcosa. bastardo in questo circolo vizioso dove pensano al guadagno. Trovo che la cosa più importante nella musica di oggi, soprattutto di zona, sia quella di essere veri, per quanto ci si debba sforzare per essere veri, perché oggi la musica che sentiamo ci fa voler diventare tutto fuorché veri. Sì, è un po' difficile questa cosa che dico. Però comunque trovo che il portare se stessi e il portare una volontà di voler trasmettere qualcosa sia la cosa principale per avere una risposta positiva da parte di chi ti ascolta. Magari dopo l'album diventerò qualcuno, magari dopo questo si apriranno molte strade. Ma il mio Di mio sono molto lunatico e si vede, non riesco a mentire, io se sto dicendo una cazzata tu me lo leggi in faccia. E per questo ci sono dei giorni in cui va tutto bene, lo vedi, dei giorni in cui sono incazzato col mondo e nessuno sa perché, neanche io, e magari scrivendo, che sia su una base oppure che sia su un diario, su un pezzo di carta, fa veramente la differenza, cioè ti tira su veramente tanto. E è una cosa che consiglio a tutti, al di là del saper fare rime, del saper scrivere, del saper fare musica. Scrivere, cercare di buttare giù e di fare i conti con te stesso talvolta è una figata e ti aiuta. e fregarsene dei giudizi di tutti. perché Esatto. È quello che secondo me tanta gente vorrebbe magari provare a fare qualcosa, ma per questo problema, paura del pensiero di altre persone, non riesce a esprimersi magari anche come vorrebbe. E che poi all'inizio, cioè, tutti noi siamo stati un po'... Sì, alla fine è nato Cioè, come un gioco, è nato È veramente... nato tutto come un gioco. La penna del ragazzino adesso è diventata la spada di Katsumoto. E questo è suo fratello. Sì. Azu Bella Tuan. Brazzo. un fratello da un infamo, da un bugiardo. Tornassi indietro con il tempo proverei a rifarlo. 31020, il mio primo album, è comunque nato tutto un po' per caso. Non avrei mai pensato comunque di far uscire un mio album personale. Diciamo la tematica principale è la mia famiglia, che è il 13, che è la mia compagnia, e in tutti i testi comunque ho messo tutto me stesso, ho cercato in qualche modo di fare vedere magari le varie facce di Poli in tutto l'album, cioè ha diversi mood, diciamo, l'album. E basta una di faccia. Sì, anche perché basta, sì. A noi Però nel senso magari in certi pezzi esprimo quello che voglio dire, in certi pezzi sono più sentimentale, in certi pezzi parlo di storie d'amore, certi pezzi insulti politici. in certi pezzi si insulta la politica e in certi pezzi si parla della famiglia. Quindi ho cercato di mettere un po' tutto me stesso, diciamo. No, sì, io dopo l'uscita di 31020 non sono morto, nel senso la merda è sempre pronta. Infatti prossimamente, prima possibile, farò uscire il mio primo mixtape solo su YouTube. Però comunque
è un progetto che ci tengo a far uscire perché è molto molto il mio genere, diciamo. Molto hip hop, molto rap. Spinge, figlio. Spinge. Ho finito con i rap, ora faccio solo bar che son capolavori. Fra godo che son qua, chilo basi, fumo gas, 2 lavori, tu che fai schifo vai a fare in mappa. Quindi Bella Fioi, tutta la musica che è uscita e che dovrà ancora uscire la troverete su tutte le piattaforme musicali. Noi siamo la Chef Tony. Ci vediamo per i Quindi prossimi bella. rilasci. Bella. A presto, ciao. Bella 13. Eccomi qua, non mi pare che tu possa parlare finite le chance. Schiaffa di marca ma faccio di merda tirata per 4. Righe di piaga, oggi sono lindo perché negativo è finito. Come la carriera tua dopo il disco. Ci vediamo all'ospizio, mica ti ho visto, rido per chi non è morto stecchito.